Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Reni J, redivivo dopo tanto tempo che non facevo live e non pubblicavo nulla sui miei canali, soprattutto YouTube, per chi è connesso da YouTube o anche su Facebook. Siamo in live contemporaneamente su YouTube, Facebook, Twitch e questa volta anche su TikTok tramite il cellulare. Ok? Quindi un saluto a tutti quelli che ci seguono sia da TikTok sia da... allora, vediamo un po' se riesco. Allora, un attimino, che questa è la prima live che faccio anche da TikTok, ma niente, non mi fa fare. Volevo fare una cosa, vediamo un po', ma non... niente, qua è un macello, qua non riesco a capire. Vediamo un po', allora, vediamo qui. Dove sta, dove sta? Aspettate un attimo, che sto vedendo come invitare. Un attimo. Ok, perfetto, ci dovremmo essere. Allora, benvenuti a questa nuova live, sono le ore 11:45 di questo 19 settembre 2024. Ok, quindi benvenuti a tutti. Per chi mi segue da TikTok mi presento, sono Renato De Vita, Reni J, e sono un grande collezionista di vinili, anche perché diciamo non bisognerebbe dirlo, ma sono ex DJ, anche se DJ si è una volta e si è tutta la vita, diciamo, quindi porto avanti la passione per il supporto vinilico, per il vinile, e volevo fare vedere in questa live la mia collezione che si è conclusa a luglio. Avevo promesso che avrei fatto una live a tutti i follower che mi seguono su YouTube. Su YouTube cercate Renato De Vita, sempre con il simbolino della C di Commodore, che ho anche su Instagram, ho anche su Facebook, c'è il logo della Commodore, il vecchio logo storico di questa casa di produzione di computer degli anni 80-90, che ha fatto anche l'Amiga, oltre al Commodore 64, VIC 20, ma non è l'argomento di questa live. Come vedete, chi è connesso da Twitch, Facebook e YouTube, c'è un'immagine in alto a destra con scritto 1010. 1010 è una collezione che è uscita prettamente all'inizio di quest'anno, dedicata appunto a Renato Zero. Ok? Quindi questo artista che è classe 1950, diciamo, non ha bisogno di presentazioni, Renatino, ha fatto un sacco di album. Su Wikipedia riportano 33 album in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte. Mi sembrano un po' pochini, perché io non dico che ce n'ho di più, ma poco ci manca e non ce li ho assolutamente tutti. Allora adesso andremo a vedere le copertine, perché io questi album per il momento, ripeto, per il momento li tengo ancora imballati così come sono. Per chi mi segue su YouTube avrà visto anche che io ho tenuto imballati anche la collezione dei Queen, la collezione di Vasco Rossi, la collezione di Lucio Dalla, perché li sto tenendo da parte per un progetto che ho da portare avanti più in là, in un futuro. Quindi salutiamo tutti quelli che sono connessi da Facebook. Salve, salutiamo Luke74 Channel. Allora, lo dico anche per chi è connesso da TikTok o da Twitch e da Facebook, andate a seguire su YouTube Luke74 Channel, un amico, Luca Cusani, che diciamo il suo punto forte sono le live. Le live di Luke sono diciamo, quando è possibile, quando non so tanto impicciato, le seguo volentieri anche io, altre volte le seguo in differita. Sono diciamo delle live che, diciamo, l'argomento principale è il retro computing, però nelle live di Luke si parla un po' di tutto. Diciamo, vengono diciamo, degli argomenti e uno li tratta durante la live.
quindi molto 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 belle sono le live. E poi vabbè, ci sono i suoi filmati che quando li pubblica sono molto curati, molto interessanti, piene di informazioni. Quindi andate a mettere un segui al canale di Luke 74 Channel. Detto questo, entriamo nel vivo di questa live, andando a sfogliare tutta la collezione completa che si chiama 1010 Vinyl Collection. Ok? Quindi andremo a vedere, come vedete io ce li ho praticamente imballati. Ah, io non sono riuscito a capire su TikTok come si può speculare lo schermo, quindi chi è connesso da TikTok lo vede girato, invece chi è connesso da, diciamo, da YouTube lo vede dritto. Allora, questo è Icaro. Aspettate che lo voglio far vedere questa copertina nel miglior modo possibile. Questo è Icaro della collezione 1010, vedete? 1010, prima uscita. La seconda uscita sarà Amore dopo amore, vedete? Ok? Quindi questa è la prima uscita Icaro, il bellissimo, questo tra l'altro mi sembra che fosse un doppio vinile questo Icaro, se non ricordo male, per la prima volta la collezione, prima uscita 29,99, è un doppio vinile Icaro, quindi non mi sbagliavo. Ok? Ovviamente la distribuzione è affidata tattica, in edicola, sempre tutto della, diciamo, pagando tutti i diritti della SIAE, e questa è un'ottima collezione. Allora, per adesso li poggio qui, per chi è connesso da YouTube, Twitch e Facebook riesce a vedere che qui c'è un'altra montagna di vinili, quindi aspettate, mo lo metto qui giù in fondo, per chi è connesso da TikTok non lo vede. Allora, quindi quello era Icaro, il primo volume uscito. Allora, poi qui abbiamo tutto il piano dell'opera, ok? Per chi è connesso da TikTok si vede tutto al contrario. E allora, proprio per chi è connesso da TikTok, andiamo a vedere subito, ve lo leggo, il piano dell'opera, tanto non sono tantissimi, assolutamente non sono 33, assolutamente, però sono parecchi, alcuni sono doppi, alcuni sono anche tripli. Quindi andiamo a vedere, diciamo il 22, le date non sono state rispettate di uscita di questi vinili, assolutamente. All'inizio i primi 2, 3, 4 uscite sono uscite puntuali come è stato scritto nel piano dell'opera qui dietro, ma tutte le altre sono state posticipate, tant'è vero che Calore doveva uscire il 5/7 2024, è uscito praticamente il 5 agosto, quindi con un mese di ritardo. Ok? Comunque c'è da dire che queste si trovavano anche alla discoteca laziale tranquillamente, stessa identica edizione, e altri negozi di dischi, ok? Oltre che in edicola. Io non ho voluto fare l'abbonamento perché, come dico sempre, sono molto affezionato alle edicole. Un'informazione. Ti chiedo un'informazione, puoi aggiornarmi? Ciao caro, puoi aggiornarmi? Ti chiedo un'informazione. Purtroppo sto facendo questa live, che sono queste live che parlo praticamente solo io. Se mi vuoi scrivere in chat, magari riesco a leggere. Ok? Allora, quindi andiamo avanti. Questo è Renato Zero, questo è Amore dopo amore. Amore dopo amore, la copertina, bellissima. Questo è anche questo mi pare che è un singolo vinile. Amore dopo amore, sì. No, no, è doppio, doppio, pure questo è doppio vinile. Mi ero sbagliato, l'ho visto dal prezzo. Doppio vinile, come vedete, doppio vinile nero, seconda uscita, Amore dopo amore. Bellissimo anche questo LP, ed è il, diciamo, il secondo di questa collana, diciamo, fatta uscire appunto da Tattica. Ok? E questa è la seconda uscita, guardate che bella copertina, Amore dopo amore, doppio vinile Gatefold, cioè questo si apre praticamente al libretto e ci sono i due vinili nelle due tasche. Ok? Quindi la seconda uscita è costata 29,99,
fascicolo più WLP. Purtroppo chi è connesso da YouTube, Twitch e Facebook riesce a vedere meglio. Allora, questo adesso lo metto qui. Allora, ok, terza uscita. Questa è la terza uscita ed è il dono. Andiamo a vedere. Quello che mi piace è che in ogni uscita è riportata sempre tutta la collana. Ok, tutta la collana con le date di uscita, i vinili che sono già usciti e i vinili che invece dovevano ancora uscire. Ok, quindi questa è la terza uscita, il dono, doppio vinile anche questo, doppio vinile anche questo. Guardate che bella la copertina, il dono. Non so se chi è connesso da TikTok riesce a vedere bene. Comunque, stavo vedendo i messaggi da TikTok che non sono così immediati. Eccolo qua, il dono, Renato Zero. E questo è il piano dell'opera, il dono, doppio vinile, nero, 180 grammi. Ok? Quindi, avevo detto che vi avrei letto tutte le uscite, mi sono un po' lasciato andare. Siamo arrivati alla terza, quindi la prima è stata Icaro, seconda Amore di tuo amore, terza Il dono, esclusiva, mai pubblicato in vinile. Poi c'è Cattura, L'imperfetto, La curva dell'angelo, Sulle tracce dell'imperfetto, per la prima volta in vinile, Prometeo, Tutti gli zeri del mondo, Amore dopo amore, tour dopo tour, La coscienza di zero, Tregua, Quando non sei più nessuno, Leoni si nasce e Calore. Ok? Guardate, questo è il dono, Renato Zero, il dono. Ok? Sempre raccolta 1010. E andiamo avanti. Guardate che bello questo, Cattura. Questo è singolo vinile, Renato Zero Cattura. Tra l'altro l'ho voluto riprendere, ma questo già ce l'avevo su vinile. Molto bello, e come vedete dietro riprende, come vi ho detto, tutta la lista dei brani, cioè dei brani delle uscite, e poi accanto parla di questo vinile, Cattura. Ok? Cattura il vinile, e ovviamente ogni uscita conteneva il volumetto che trattava di questo album, più diciamo il disco in vinile, in questo caso nero. Questo è Cattura, ci sono tutti i riflessi, va bene, sempre collezione 1010. Andiamo avanti, andiamo avanti. Restate fino alla fine, tanto non durerà tanto, e alla fine ci sono delle chicche fuori dalla lista che vi ho dato. Allora, questo è l'imperfetto, guardate che bello, e questo è singolo vinile, l'imperfetto. Lo metto così lo possono vedere anche chi è connesso da TikTok. Serie 1010, vedete qui parla dell'album e qui c'è sempre la lista delle uscite. Ok, 1010, Renato Zero, l'imperfetto. Vi faccio rivedere la copertina, bellissima. Renato Zero, un artista veramente a 360 gradi. Allora, andiamo avanti. Questo è un doppio vinile, La curva dell'angelo, La curva dell'angelo, guardate che bello, La curva dell'angelo, molto 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 bello pure questo. Questo è un doppio vinile, qui ne parla, vedete c'è pure l'immagine dei due vinili neri. Quindi La curva dell'angelo, sempre per 1010. Guardate che copertina, ragazzi. Le copertine dei vinili a me piacciono troppo, io li comprerei anche solo per le copertine, veramente. Allora, anche questo singolo vinile, Sulle tracce dell'imperfetto, guardate che bello, Renato Zero, Sulle tracce dell'imperfetto, guardate, guardate, 1010, vedete? Singolo vinile, settima uscita, Sulle tracce dell'imperfetto. Poi queste le vedremo, farò un'altra live un po' più lunga, diciamo, un po'
un po' più dettagliata, in cui le apriremo, andremo a sfogliare anche tutti i volumetti che sono all'interno. Voi non lo vedete, ma qui c'è un cartoncino, da una parte c'è il vinile, da questa parte, e da quest'altra parte c'è il fascicoletto, ok? Quindi diciamo è una bellissima collezione questa per quanto riguarda Renato Zero e per quanto riguarda gli appassionati di vinile come me, i collezionisti. Ok, quindi 1010, questo è sulle tracce dell'imperfetto. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Ed ecco, questo è un doppio vinile molto molto bello, molto molto bello, e questo si chiama Prometeo, l'ottava uscita, vedete? Prometeo, doppio vinile. Tra l'altro mi soffermerei su questa parola Prometeo. Un sacco di progetti all'interno delle università venivano chiamati Prometeo, almeno quando io andavo ancora a scuola. C'erano ancora i VAX, internet non esisteva, diciamo c'era una sorta di connessione di tutti i computer tramite un'unica rete accessibile dalle università, e per chi ce l'aveva, quei pochi che avevano il modem per connettersi a internet, si potevano connettere a questi enormi computer, spesso IBM 3270, roba così, e si poteva accedere ai vari progetti universitari. Io sono andato all'Università di Tor Vergata, ho fatto un paio d'anni di ingegneria e avevo libero accesso al laboratorio di informatica, e diciamo nella directory Prometeo dei dischi di rete c'erano tutti i vari progetti che l'università portavano avanti. Chissà perché proprio il nome Prometeo, che ricorre sempre. Ok? Quindi questo doppio vinile nero da 180 grammi, Prometeo per Renato Zero, collezione 1010. Ok? Negli anni 80 io con i computer, con la musica, ho fatto tante cose. Anni 80 e 90 non me li sono vissuti, ancora di più. Tra cartoni animati, musica e computer, io ho vissuto gli anni 90 e 80, diciamo, almeno 4 volte. Quindi chi mi segue su YouTube lo sa, andate a cercare il mio canale YouTube, guardate questo, tutti gli zeri del mondo. Bellissima quest'altro vinile, sempre collezione 1010, anzi vi faccio vedere, diciamo, la copertina di tutti gli zeri del mondo Renato Zero. Forse si vede male, ma qui c'è tutto un galeone, lo avvicino un po', magari si vede meglio, sì, si vede meglio, si vedono le vele, vedete? Me l'ho un po' ravvicinato per farvi capire che lì c'è tutto un galeone, diciamo, con le vele di sfondo a questa copertina. Quando vi dico che pure, oltre alla musica bellissima che è contenuta dentro Renato, la musica dove? La musica dove? Purtroppo la musica per adesso no, però farò delle live musicali su TikTok senz'altro presto. Presto, adesso sto facendo vedere questa collezione perché sto facendo un video che rimarrà poi nel mio canale YouTube. Da Twitch sparisce da solo, da Facebook lo tolgo io e rimarrà solo sul mio canale di YouTube. Questo, diciamo, questo video, chiamiamola così, io le live poi le trasformo in video. Quindi questo per la serie 1010 è l'uscita tutti gli zeri del mondo. Sto facendo vedere un po' di copertine perché anche le copertine, guarda, meritano di essere viste. Come dicevo, mamma mia, questo pesa 30 kg, è un triplo vinile questo. Questo è Amore dopo amore, tour dopo tour. Ovviamente se devi registrare un live, quindi questo è diciamo un live che ha fatto Renato Zero, ti serve parecchio spazio, e in questo caso, come vedete anche qui, ci sono 1, 2, 3 vinili. Vedete? Quindi triplo vinile, amore dopo amore, tour dopo tour. Guardate. E quindi c'è Renato Zero sotto i riflettori, quando ha fatto questo tour bellissimo. Quindi per la 10ª uscita di questa collezione 1010, 10ª uscita,
amore dopo amore, tour dopo tour, triplo vinile. L'altro pomeriggio, mettendo a posto, sono saltate fuori cassettine Mixed by Harry. Oh, Luke! Allora, tu il PC ce l'hai, Audacity ce l'hai, tutto quanto, digitalizza, prendi un Walkman, un coccio di piastra, un qualcosa che chiedi a Marco Valleggi una piastra, che lui si è riparato le piastre spettacolari, Technics, Teach, Sony, infatti cerca di digitalizzare le cassette Mixed by Harry, poi anche così, senza toccare niente il file, me lo mandi Wave o MP3, poi ci penso io, le pulisco da tutti i frusci, da tutto quanto, le riequalizzo, le sistemo, così le mettiamo a disposizione di tutti i collezionisti. Di che cosa sto parlando? Mixed by Harry, i 3 più 1, 4 fratelli napoletani, primi in assoluto per la pirateria musicale. Posso dire a livello italiano, loro erano napoletani di Forcella, però diciamo loro sono riusciti a vendere cassette, ma non ci avevano rivenditori chissà quanti sparsi per il territorio nazionale, no, erano, che ne so, nel mio caso, come io andavo a Napoli a trovare i miei cugini, compravo queste Mixed by Harry e poi le davo agli amici che stavano a Roma e quindi si sono diffuse pure a Roma. Altri miei cugini che abitavano a Pisa venivano a Napoli perché poi a Natale durante le feste ci trovavamo con tutti i cugini, venivano da Pisa, compravano le Mixed by Harry e anche arrivavano a Pisa. Una decina, non sono neanche tante. Io qui ho passato più di 1000 audiocassette, 1000, e ce n'ho almeno un altro migliaio che ancora devo digitalizzare, ma sta tutto fermo qua. Anche perché Mixcloud mi ha messo il limite sulle pubblicazioni. Comunque ho visto che su SoundCloud ancora non c'è il limite, quindi devo trovare o hardis.at, uno dei due, quindi posso ancora pubblicare. Devo ritrovare il tempo per rimettermi in linea. Scusate un attimo, devo fare una cosa perché, ecco, per rimettermi in linea, scusate per chi era connesso da TikTok, ho mosso un po' il cellulare. Comunque stavo dicendo, vorrei continuare a digitalizzare altre cassettine, quindi se puoi Luke, digitalizza, fai contenti tutti diciamo i collezionisti delle cassettine Mixed by Harry dei fratelli Frattasio. A proposito, su Amazon c'è il DVD, mi pare che costa 10 euro. Se vi piace l'argomento, se avete vissuto gli anni 80 in quel di Napoli o vi sono passate per le mani queste cassettine Mixed by Harry, considerate di acquistare il film e andatevelo a vedere perché è qualcosa di bellissimo. By Sidney Sibilla. Praticamente narra la storia, lì sono 3 fratelli Frattasio, ma in realtà erano 4. Ok, quindi poi uscirà anche la serie, piano piano uscirà un documentario, diciamo un docufilm a puntate. Diciamo Enrico Frattasio, con cui mi sento spesso, è anche su TikTok, quindi andate a cercare Enrico Harry Frattasio Mixed by Harry su TikTok, andate a vedere le sue live, è molto molto simpatico. Grazie Luke per questo intermezzo dedicato a Mixed by Harry, che ha sempre a che vedere con la musica, quindi sempre a che vedere con Renny J e sempre a che vedere, diciamo, con quella che è un'altra mia passione, che sono le audiocassette, le piastre e tutto ciò, diciamo, che legge nastri magnetici. Ok? Quindi andiamo avanti, altro doppio vinile, La coscienza di zero. La coscienza di zero. Vedete? Questo è anche un album, mi pare che è degli anni 70. La coscienza di zero. Non me vorrei sbagliare, ma questo mi pare che è proprio degli anni 70. Ok? Abbiamo parlato di Mixed by Harry anche su TikTok e anche cercatelo su Facebook. Ovviamente c'è la pagina Nostalgia di Mixed by Harry, che io ho conosciuto Enrico Frattasio proprio tramite quella pagina Facebook. Ok? Quindi La coscienza di zero. Questa è l'11ª uscita per quanto riguarda 1010. Andiamo avanti, come vedete sono tanti. Questo è anche un doppio vinile,
questo si chiama Tregua, questo mi pare che uscì, diciamo, fine anni 70, se non mi ricordo male, correggetemi se sbaglio, ma io mi ricordo che questo vinile è fine anni 70. Tregua, doppio vinile, sempre 180 grammi, 12ª uscita della serie 1010. Ok? Vado veloce perché poi sennò arriviamo troppo a ridosso dell'uscita di mia figlia da scuola. Singolo vinile, 13ª uscita, e questo purtroppo è Quando non sei più nessuno. Ok? Renato Zero. È il titolo da spunto a parecchie riflessioni, Quando non sei più nessuno, cioè quando cala il sipario, diciamo, non tanto l'ultima volta, però quando la gente inizia a dimenticarsi di te, magari sei stato molto molto famoso negli anni 60, 70, 80, 90, però purtroppo le generazioni cambiano e quindi c'è il rischio, tanti artisti sono stati dimenticati e quindi diciamo questa frase è densa di emozioni, quando non sei più nessuno, il titolo di quest'album di Renato Zero, veramente bello, singolo vinile come ho detto, ed è la 13ª uscita della collezione 1010. Ok, andiamo avanti, tanto non ne mancano tanti, come vi ho detto non sono 33, poi voglio vedere con la discografia che è pubblicata su Wikipedia e quella che ho io se manca qualcosa. Singolo vinile Zerolandia, negli anni 70 Zerolandia quanto andava, Leoni si nasce, ovviamente diciamo, i fan, i follower diremo oggi di Renato Zero, tutti sanno che si chiamavano Sorcini, ok? Quindi i Sorcini erano i fan, i follower e tutti coloro che apprezzavano questo artista, questo cantautore che oramai fa parte già della storia italiana, Renato Zero, e questo è Leoni si nasce, anche questo se non ricordo male era degli anni 70 anche questo. Leoni si nasce, singolo vinile, ok? Fascicolo PLP, Leoni si nasce, ma che belle queste copertine, guardate, veramente belle. Andiamo avanti. Allora, questo è sempre un singolo LP, Calore. Questo invece mi sembra che sia più anni 80, se non mi sbaglio questo è degli anni 80, la prima metà degli anni 80 se non mi sbaglio. Io vado sempre a memoria, però la mia memoria, ho fatto 50 anni, quindi comincia ad andarsene al cinema. Salve, non riesco a leggere bene, mi hanno salutato su TikTok, saluto, anche se non leggo bene. Gianluca, salve Antonio su Facebook, benvenuto Antonio che mi segue sempre. Vedete 1010, questa è la 15ª uscita, Calore. Vedete, allora qui tra l'altro c'è anche da dire, vedete cosa c'è raffigurato qui, questo negli anni 70-80 era il sidecar. Luke se è ancora collegato non lo so, però pure lui li ha vissuti perché lui è un patito sia di macchine, di motori che di moto, oltre che di retrocomputing, però lui è un grande conoscitore di macchine soprattutto anni 80-90, ma diciamo quasi a 360 gradi, c'è una collezione di macchinine in scala veramente da invidia, anzi diciamo proprio da invidia perché poi ce l'ha tutte messe bene. Il Sidecar, ma non solo per l'Amiga 1000, tu lo sai benissimo che io ho l'A530 Turbo, il Sidecar dell'Amiga 500, della GVP, con il 68030 dentro, con l'hard disk SCSI, con diciamo, l'hardware per emulare un 286 con processore Intel 8286 saldato sopra la daughter board, quella che si chiamava la daughter board, la scheda figlia che veniva venduta in aggiunta alla 530, costava
500 e passamila lire solo la daughter board, e io ce l'ho ancora con la scatola della GVP. Poi praticamente questa daughter board si infilava dentro un pettine che stava sulla GVP A530, e tu praticamente con un'accoppiata di tasti potevi far partire l'Amiga 500 come se fosse un PC 286. Praticamente ti facevi una partizione sull'hard disk SCSI che era avviabile con l'MS-DOS. All'epoca c'era l'MS-DOS 3.0, mi pare che ci sia riuscito a mettere pure il 5.1 in italiano di MS, a parte che i comandi erano sempre dir, quindi erano sempre in inglese i comandi, quindi non ho mai capito questo fatto dell'MS-DOS in italiano, mai capito. Autoexec.bat, config sys, sempre tutto in inglese, però io mi ero installato, solo che funzionava molto bene in ambiente, diciamo, non grafico, quindi funzionava bene il Lotus, partiva bene il DOS, partiva bene, diciamo, il Print Master, e vedeva pure la stampante collegata sulla parallela dell'Amiga. Cioè io avevo una 6 coscia GP100 VC, che era una stampante con la normale porta parallela ad aghi, 24 aghi, bianco e nero, e il, diciamo, l'emulatore, chiamiamolo così, vedeva molto bene questa stampante, e potevo stampare anche sia da Lotus 1, 2, 3 che da Print Master, e poi c'era anche, diciamo, che funzionava bene, diciamo, tutto l'ambiente DOS. Come andavi in ambiente grafico, provavi, che ne so, a caricarci Windows 3.0 o qualche gioco, scattava tutto, era ingiocabile, forse proprio perché mancava il chip grafico, capito? Perché uno pure sui 286 tu ci mettevi la scheda grafica aggiuntiva, una S3 Virge, qualcosa pure di ISA, qualcosa pure Microchannel, c'erano le schede video da associare poi sulla scheda madre dei 286. Sull'Amiga invece c'era soltanto questa scheda che aveva il processore 286 e poi sfruttava il chip video dell'Amiga, e quindi là in emulazione succedeva un casino. Quindi in modalità diciamo grafica in bassa risoluzione funzionava tutto molto molto bene. Ci ho lavorato anche col Turbo Pascal per compilare i programmi direttamente in modalità MS-DOS. Non funzionava un tubo per quanto riguarda, ma questo era Calore, era l'ultimo della collezione, vedete? Guardate un po', faccio vedere. Calore è l'ultimo della collezione. Stavo dicendo, praticamente partivi in modalità grafica e non funzionava più niente. In compenso però in versione Amiga io col GVP A530 ci ho fatto di tutto, addirittura la primissima versione della mia BBS è stata gestita dall'Amiga 500 con GVP A530 Turbo. E non mi fermo qui, il primissimo CD che prima ce l'avevo qua, ora l'ho messo a posto i CD, non lo vedo più qua, io me lo tenevo sempre qua perché lo faccio rivedere, magari qualcuno che non l'ha visto non c'è più. Vabbè, c'era il primissimo CD che io ho masterizzato col Philips CDD 2006, no, aspettate, sto sbagliando, l'ho masterizzato, no, era il Philips CDD 2006 2 per, quindi ci ha messo un botto di tempo per masterizzarlo. Non stavo dicendo una stupidaggine, perché i Plextor sono venuti dopo e l'ho messi pure dentro l'Amiga 4000 i Plextor, quindi no, era il CDD 2006 della Philips come masterizzatore, pagato quasi 1.980.000 lire, una cosa del genere, tanto, però all'epoca masterizzavamo di tutto, prima ancora che uscisse la PlayStation 1, qui stiamo parlando di masterizzare CD audio soprattutto, e diciamo poi facevo i backup della BBS, e ci copiavo anche qualche DMS, e quello l'ho fatti vedere, l'ho pure anche pubblicati sui canali Telegram, i CD pieni di DMS, Disk Master System, che erano i giochi, le immagini dei giochi su un hard disk, che poi potevano essere riportati con lo stesso programma DMS in formato floppy, anche quelli che Amiga usava dei dischetti in formato particolare che sono gli NDOS, cioè sono dischetti in cui le tracce vengono scritte direttamente per sfruttare tutta la capienza del disco, tutti gli 880 KB, senza lasciare spazi neanche per la directory, niente, sfruttavano
tutto il disco completamente andando ad accedere direttamente alle singole tracce, ed erano dischi not DOS perché non c'era effettivamente la DIR, la directory. Questi sono tutti i ricordi che io vi racconto, anche nelle live che non c'entra niente perché stiamo parlando di musica. Quindi, visto l'ultima uscita, che è Calore, di questa collezione 1010, adesso vi faccio vedere altri vinili non compresi in questa collezione, ovviamente. E uno è questo, No Mamma No, di Renato Zero. Questa è una ristampa, io ho anche diciamo l'originale, però lo comprai negli anni 80 e dovrei vedere se è anche quella una ristampa, perché questo No Mamma No non riesco a leggere, mannaggia la miseria, questi 1974, 72. Vediamo un po' se la mia super telecamera riesce a mettere a fuoco qua. 1973, vedete, ristampa del 2023 questa, però è stata pubblicata nel 1973, pensate, un anno prima che io nascessi, e io lo ricomprai quando cominciai, diciamo, ad apprezzare il vinile come supporto negli anni 80. Quindi io ce n'ho uno che non so se è già una ristampa, negli anni 80 avevano fatto una ristampa o erano rimanenze di tutte le copie che sono state stampate negli anni 70. Ma adesso dedichiamoci un po' a parlare di questo supporto del vinile. Il vinile negli anni 70, diciamo, vendeva parecchio, anche perché c'erano le stereo 8 per la macchina, le audiocassette, però quello che vendeva di più per casa era il vinile. Negli anni 80 si sono diffusi questi sterei da casa che erano componibili, quindi diciamo uno si poteva comprare un amplificatore di una marca, la radio di un'altra marca, il giradischi di un'altra marca ancora. Ho fatto vedere che io qui c'ho un giradischi Telefunken, la radio Marantz, l'amplificatore Technics, quindi diciamo sono tutte marche diverse che si potevano tranquillamente usare tutti insieme connettendoli con dei semplici cavi RCA, quelli che si chiamano i pin jack. Ok? Quindi con un pin jack doppio stereo, quindi destro-sinistro, canale destro e canale sinistro, si potevano connettere tra loro tutti questi componenti per fare un hi-fi. Negli anni 80 videro il boom, tutti questi hi-fi li faceva la Kenwood, la Teach, la Sony, la Technics, che io sono affezionatissimo alla Technics, la Pioneer, c'è un sacco di roba pure della Pioneer, diciamo tutte queste grandi case, la maggior parte giapponesi, facevano roba di qualità anche ad un prezzo basso, perché poi se cominciamo ad andare su Tascam, su marche un po' più da audiofili, a quel punto erano più da, come ho detto, audiofili, da gente dall'orecchio fino, che riesce a sentire le differenze, che aveva una, diciamo, una camera dedicata prettamente all'ascolto della musica, quindi non era più un salone, era una camera dedicata proprio all'ascolto della musica, prettamente con una poltrona al centro, dei due altoparlanti stereo, quindi tutto un po' più ricercato, ma diciamo che normalmente si sono diffusi. Poi alla fine degli anni 80 si diffusero i compatti. Io avevo un compatto della Philips, doppia cassetta, poi c'aveva la radio digitale, c'aveva il giradischi e ci aggiunsi poi il lettore CD che uscì un po' più avanti, ok, abbordabile come prezzo. Quindi diciamo che poi negli anni 90 uscirono di tutto e di più, piastre autoreverse, tutte elettroniche, le radio digitali entrarono proprio a far parte perché normalmente erano con la scala graduata, quindi non erano digitali le radio, invece poi hanno cominciato a controllare tutto da processori, la radio diventò digitale, quindi la frequenza su cui trasmetteva un emittente veniva riportata su un display LCD e quindi uno metteva la frequenza, c'era pure la possibilità di registrare, diciamo, su 7, 8, 9, 10 canali, mi pare, massimo da 0 a 9, c'erano i canali dove uno poteva registrare le 10 emittenti preferite, quindi c'era sempre Radio DJ, Dimensione Suono o quelle che erano Mondo Radio, qui a Roma andava per la maggiore, e quindi diciamo si diffusero tutti questi, questi sterei da casa, e negli anni 80-90 il vinile vide il suo massimo splendore. Quindi negli anni 80-90 proliferarono i DJ, in discoteca era tutto un mettere dischi mix, quindi cominciarono ad uscire tantissimi dischi mix
Io quando andavo alla discoteca laziale, Curi Music, Remix, Magic Sound, facevo tutto il giro il sabato di questi negozi di dischi, si spendevano bei soldini sia acquistando LP che acquistando dischi mix. Ok? Quindi questo è No Mamma No, edizione speciale numerata, andiamo a vedere. 469 di 500, tra l'altro ne hanno fatte solo 500 copie di questo disco e io ho, diciamo, non è tanto bello perché è un numero alto, diciamo le copie sarebbe meglio averle di numero basso, però eh, ho trovato questa, mi sono preso questa, va benissimo. Tra l'altro è vinile splatter, come vedete qui, c'è scritto Renato Zero, No Mamma No, edizione limitata 50° anniversario vinile splatter. Ok, splatter vuol dire quasi, se fosse bianco oserei dire marmoreo. Splatter, come viene fatto il vinile splatter? Vi do un po' di informazioni così chiacchierando, tra 5 minuti devo andare via, ce la dovrei fare. Vinile splatter significa che viene preso il blocco di vinile che serve per stampare il vinile, poi viene messo dentro un contenitore dove ci sono dei trucioli di vinile di un altro colore, ok? E viene messo, questi si attaccano, i vinili splatter sono uno diverso dall'altro, proprio perché si attaccano al vinile in modalità completamente casuale, quindi loro hanno dentro questo contenitore tutti i trucioli di vinile, hanno questa palla di vinile che deve essere incisa, quindi molto malleabile, la passano dentro questa e si attaccano tutti questi trucioli intorno, la mettono sulla pressa, la pressa li schiaccia e vengono tutte striature. Queste striature creano i vinili splatter. Se andate a cercare su TikTok, su Instagram e anche su YouTube, ci trovate un sacco di video di come vengono fatti i vinili splatter. Ok, una volta i vinili erano tutti quanti neri, tranne qualche picture disc e qualche disco colorato. Adesso invece vanno per la maggiore questi dischi splatter che sono una cosa spettacolare da vedere girare sui giradischi. Oh, questo è un altro disco che non era compreso in quella collezione, Favola, sempre di Renato Zero, sempre doppio vinile, come vedete qui ci sono elencati i brani del disco 1, disco 2, lato A, lato B di ogni disco, vedete? E anche questo non era compreso in quella, diciamo, in quella collezione. Io non ho preso, diciamo, quelli miei vecchi che stanno purtroppo giù alla sala hobby, insieme a tutti gli altri miei dischi vecchi, sono circa 2000 vinili che stanno giù, ma piano piano li sto archiviando e quindi ve li farò vedere. Manca pochissimo, quindi è. Questo è un altro disco che è uscito da poco e questo è Autoritratto. Allora, questo è un disco su cui mi voglio soffermare un secondo, proprio un minuto, perché Autoritratto di Renato Zero, questo dovrebbero essere due vinili, ok, e su qua non c'è, Firenze-Roma. Allora, questo è Autoritratto, tra l'altro scritto in, diciamo, in rilievo, e questa, diciamo, l'ho presa alla discoteca laziale, ok, Autoritratto. Questa è la versione gialla, vedete, la scritta è gialla, quindi dentro i due vinili sono gialli. Renato Zero ha fatto uscire questi dischi uguali, identici, quindi stesso identico contenuto, di 4 colori diversi. Ora, io sono collezionista, ma mi piaceva quella gialla, diciamo era finita già quella gialla, alla discoteca laziale mi dava solo quelle blu. A me blu non mi piaceva tanto perché avevo visto pure su Amazon da tutte le parti, e mi piaceva come immagine proprio il disco giallo perché c'erano le fotografie dei vinili che stanno qui dentro. E non me li dava disponibili da nessuna parte, sono andato lì, vabbè, perché mi sono ridotto all'ultimo momento. Online mi dava solo blu, ho detto mi vado a prendere quello blu prima che non trovo più neanche quello, e invece c'avevano tutte, diciamo ce n'erano solo 4 copie, ne erano rimaste 4 copie, tutte gialle, quindi gliel'ho detto poi lì perché conosco, diciamo, tutti quelli che ci lavorano, soprattutto saluto le due signore alla cassa, le figlie della signora che ha aperto il negozio tanti anni fa, e gli dissi guardate che sul sito vi risultano blu e invece qua ce ne avete 4 tutte quante gialle, e loro andarono a modificare, diciamo, sul sito e io riuscii a comprare appunto questa versione doppio vinile giallo che era quello che io volevo, quindi non, diciamo, sono stato fortunato in questo caso sono stato fortunato.
quindi diciamo autoritratto Renato Zero. E l'ultimo che vi volevo far vedere oggi, guardate che roba, questo pure acquistato alla discoteca laziale, questo è un cofanone, non è un cofanetto, è un cofanone di Renato Zero, si chiama 070, sono un fagotto di dischi perché sono 6 LP da 180 grammi, vedete? 6 LP 180 grammi, un libro di 36 pagine, ok? Quindi sono 6 LP, guardate che cofanone, questo ve lo sto facendo vedere. Allora, questi dischi sono usciti singoli, diciamo ogni disco è doppio, 2, 4, 6, 2, 4, 6, esatto, perché sono 6 LP. Allora è uscito ogni singolo vinile, lo trovate anche, ogni doppio vinile è uscito singolarmente, senza tutto questo cofanetto, ma a me piaceva proprio tanto questo cofanetto, guardate che bello, cioè è un cofanetto spettacolare questo, e lo andai a prendere appunto alla discoteca laziale, me lo feci come regalo, mi sembra di Natale, una cosa del genere, molto molto bello. Oh, in chiusura di live, proprio adesso devo chiudere perché sono quasi mezzogiorno e mezza, guardate un po' qua che c'è, questo è il disco mix The Europe The Final Countdown originale dell'epoca, ok? Alexa stop, c'ho Alexa che mi ricorda tutto. E quindi niente, siamo addirittura di arrivo di questa live. Mi fa piacere di essere riuscito a farvi vedere tutto. Quindi, diciamo, tutti questi vinili. Ce n'ho tantissimi altri di Renatino, ce n'ho tanti altri di Renato Zero. Quindi farò magari un'altra live e andremo a vedere non questi imballati, questi, diciamo, io li chiamo vinili moderni dal 2016 in poi, che io ho ricominciato a comprare vinili. Per me questi sono i vinili moderni, a quelli normalmente non li tocco, da non confondersi con questi che sono i vinili tra virgolette usati, che io tratto, guardate un po' qua, ecco, questo è quello, vedete? È stato, diciamo, è stato detto che lui usava l'autotune soprattutto su questo disco, soprattutto su questo disco fatto su dei computer, ma neanche 8086, 8088, perché questo è un disco dei primissimi anni 80, quindi manco sul Commodore 64, ancora prima. Avevano usato l'autotune su un VAX, su un IBM 3270, non lo so. Hanno installato l'autotune là sopra e hanno fatto cantare questo personaggio con l'autotune. Ma fatemi il piacere, voi e l'autotune. Io continuerò sempre a sostenere che per me, per definirti cantante, devi cantare senza microfono. Se sei in grado di cantare senza microfono, sei un cantante. Se no, date a fare il paroliere. Se ti piace scrivere canzoni, le scrivi e le fai cantare da qualcun altro. Ci sono stati tanti autori che non sono stati cantanti, che però hanno scritto le canzoni per tanti cantanti che hanno avuto un grande successo. Cioè, non devi per forza essere cantautore. Ragazzi, cerchiamo di focalizzare tutto. Mi riferisco a qualcuno che gli si è impicciato l'autotune e ha cominciato a dire che questo personaggio, Mortangolieri, questo personaggio, questo, leggete bene il nome, questo personaggio ha cominciato a dire che avrebbe stonato anche lei con l'autotune. Ma voi avete mai sentito questo personaggio, ragazzi? C'è scritto, per chi è collegato da TikTok, è scritto Mina, cioè questo personaggio usare l'autotune. Fatemi il piacere, va, cioè non doveva essere neanche nominato questo personaggio. Cioè quello mi è venuto a dire pure Mina avrebbe stonato con l'autotune. Ma Mina non avrebbe manco usato l'autotune. Quindi, ti vuoi definire cantante? Butta il microfono lontano, mandalo proprio lontano e canta. A quel punto ti definisci cantante, se no non sei cantante.
puoi essere un paroliere, puoi essere un autore, ma non sei cantante. Se tu senza microfono non riesci a intonare un caspito di niente, non sei cantante. Punto. Questo è come la penso io. Detto questo, io vi saluto, vi invito a visitare i miei siti, pure renatodevita.it. Comunque il mio sito principale rimane sempre classe74.it. Ok, andate a visitare classe74.it. Ciao Massimo, salve. Oltre a classe74.it, già da lì vi riporta, se aprite un browser internet, scrivete classe74.it, lì stesso c'è la pubblicità agli altri miei siti, che sono starwarsstore.it, legolando.it, renijstore.it. Su renijstore ci trovate tanto materiale dedicato alla musica, compreso il mondo del vinile.it. C'è il link al mondo del vinile.it dove trovate tanti vinili in vendita su Amazon. Andateli a visitare questi siti, poi tanto vi rimandano questi siti direttamente al, diciamo, al vostro account sull'applicazione Amazon. Non dovete mettere username né password né niente sui miei siti. Usate la vostra applicazione Amazon e comprate su Amazon normalmente. Quelli sono solo dei consigli che io vi do. Ho fatto dei filtri per andare direttamente su Amazon ad acquistare più facilmente rispetto alle ricerche di Amazon, che molto spesso non danno i risultati sperati. L'ultimo nato è magliettevintage.it. Lì ci stanno una marea di magliette di tutti gli anni di nascita. Ci sono le magliette dei gruppi rock degli anni 70 e 80, gli Iron Maiden, i Kiss, tutte le bande heavy metal, eccetera. Lo devo ancora rimettere le mani sopra, ma sono già parecchie le magliette che trovate sopra a magliettevintage.it. Andate a visitare www.magliettevintage.it. Grazie a tutti di essere stati qui con me, sono le ore 12:35 di questo giovedì 19 settembre 2024. Io, senza indugiare oltre, voglio vedere, eccolo qua, andiamo a vedere, ok, allora stavo vedendo la sigla di chiusura per chi è collegato direttamente da YouTube e Facebook. Ok, quindi per chi è collegato da YouTube, Facebook e Twitch vi mando la sigla di chiusura. Per tutti gli altri vi saluto, vi do appuntamento alla mia prossima live, che come sempre non so quando sarà, anche se è mia intenzione farne una al giorno, tanto sto da solo a casa, sempre verso più o meno verso le 11. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me, grazie mille e alla prossima live. Un saluto da Roma, da Reni J. Ciao a tutti!